Tribunale dei minori di Mestre giudica la figlia adottabile, la mamma disperata si dà fuoco davanti al Palazzo di Giustizia, è gravissima in ospedale, le parole del padre trevigiano della piccola. Carambola di auto lungo la 28, l'auto con a bordo un 86enne di Casier si schianta contro un camion, nulla da fare per l'uomo, il tamponamento provocato da una 21enne in servizio alla base di Aviano. Grave incidente sul lavoro all'anificio Paoletti a Follina, un operaio rimane incastrato con una gamba in un rullo pressatore, è in prognosi riservata. Scomparso da Oderzo il 5 gennaio con tutta probabilità di Marco Dal Bene, il corpo è emerso oggi dal fiume Monticano, la madre ha riconosciuto i vestiti. Giovane coppia di Treviso esce per comprare delle pizze e torna un quarto d'ora dopo, marito e moglie stavano faccia a faccia con i banditi in fuga, casa messa a soqquadro in pochissimo tempo. La facoltà di medicina arriva a Treviso, l'annuncio del presidente Zai, alle aule verranno ospitate nella cittadella della salute, oggi intanto presentata la radiologia territoriale. Una storia di rivincita, quella di Antonio, ex alcolista trevigiano, che racconta ai nostri microfoni l'inferno del bere e lancia un appello ai giovani. Premiato a Casugana, Michele Pagliaro, il medico che aveva afferrato il bimbo che stava per cadere dalla seggiovia. Mia figlia ha detto orgoglioso di me e mi ha detto da grande voglio fare come te e salvare la gente. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano il dramma della disperazione consumatosi nella tarda mattinata di oggi a Mestre. La figlia viene dichiarata adottabile e una madre si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori. È gravissima al centro Grandi Ustionati di Padova. Il padre trevigiano della piccola, accusato dalla donna in un cartello affisso poco prima del terribile gesto, racconta ai nostri microfoni di comportamenti sempre più imprevedibili della donna. Sentiamo. La figlia di 8 anni è stata dichiarata adottabile e, intravedendo quella separazione definitiva, ha compiuto un gesto drammatico. Nel piazzale davanti al Tribunale dei minori di Mestre si è cosparsa di benzina, si è stesa a terra e si è data fuoco. Intubata sul posto una mamma di 50 anni di origini marocchine, residente a Padova, dapprima ricoverata all'ospedale dell'Angelo, è stata trasferita al centro Grandi Ustionati della Città del Santo. Gravissime le sue condizioni, la prognosi è riservata. Prima di tentare di uccidersi, la donna ha piantato sull'aiuola davanti al tribunale di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa un cartello di denuncia nei confronti del padre della ragazzina, un professionista di Casier. La foto di papà e figlia, le pesanti accuse di aver devastato l'infanzia della piccola e di aver fatto di tutto per allontanarsi da lei. Infine la scritta, ben visibile, vergogna. I primi a intervenire con estintori e una coperta antincendio sono state 3 guardie giurate e un dipendente del tribunale. È stato un attimo, ha raccontato uno di loro ancora scosso. La 50enne si era recata poco prima in cancelleria, aveva chiesto di parlare con il giudice assegnatario del fascicolo, ne aveva chiesto copia, ma senza attendere i documenti. Era uscita per tornare di lì a neppure un'ora, dandosi fuoco davanti all'ingresso. Il Tribunale dei minori ha chiarito in giornata che l'adottabilità della ragazzina era stata decisa a causa del forte disagio psicologico dimostrato dalla donna e comunque dopo vari interventi di supporto alla genitorialità e da ultima una verifica delle capacità dei genitori non conviventi di dare alla figlia le necessarie cure mentali e morali. La piccola era attualmente affidata a una struttura protetta per tutelarla, secondo il tribunale, viste le condizioni della mamma. Il padre, scosso dalla vicenda, ha accettato di parlare alla presenza del suo avvocato Andrea Nieri. Questa signora è sempre stata aiutata fin dalla nascita della bambina economicamente. La bambina è sempre cresciuta non mancandogli assolutamente niente. Io continuo attualmente a vedere la bambina ogni 15 giorni e la mamma però gli è stata tolta questa possibilità. Oggi è successo questo. Una relazione ben presto finita, un rapporto negli anni turbolento, complicato dagli atteggiamenti imprevedibili della donna. 3 anni fa la decisione di riconoscere la bambina, ma le accuse, le ripetute scenate, addirittura le denunce rendevano impossibile, secondo il genitore, prenderla con sé, subendo le continue incursioni della 50enne. Io alla bambina sono affezionato, l'ho vista anche oggi, da mezzogiorno all'1:30 e sono felice di averla vista. Io ho chiesto al tribunale di non perdere la bambina, perché io la bambina voglio continuare a vederla. Spero che il tribunale tenga conto di questa mia richiesta volontà. Ancora un dramma, un uomo di 86 anni di Casier è morto per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale lungo la A28 tra gli svincoli di Fontanafredda e Sacile in direzione Conegliano. Per causa al vaglio della postrada, il veicolo su cui l'anziano viaggiava come passeggero
è stato tamponato da una vettura condotta da una donna di 21 anni in servizio alla base di Aviano. Si è innescata una carambola che ha fatto terminare l'auto che la precedeva dapprima contro un camion per poi cappottarsi più volte e terminare la corsa contro il mezzo pesante. È ferita in modo grave ma non in pericolo di vita la figlia dell'86enne, una 53enne, illesa invece la giovane che ha innescato la carambola. E stamani invece a Follina un grave incidente sul lavoro. Sono ancora dentro quelli dello Spisal, per cui poi i titolari sono non provati di più. Sono ancora sconvolti i colleghi di lavoro dell'operaio 49enne ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. L'incidente sul lavoro è accaduto alle 8 di questa mattina nello stabilimento dell'Anificio Paoletti di via Cartiera a Follina. L'operaio è rimasto incastrato con la gamba destra in un rullo pressatore, mentre doveva pulire il macchinario per la normale manutenzione. Si è avvicinato ai rulli, i rulli hanno beccato la maglia, lui ha avuto la reazione di abbassarsi quando si è reso conto che sarebbe entrato, di abbassarsi, però è entrato coi piedi. Anche il sindaco Mario Colletta, appena saputo del grave incidente, si è subito recato sul posto di lavoro. La macchina è completamente a norma, ha le sue protezioni nel momento in cui opera a certe velocità, però quando poi mi spiegava il padrone della fabbrica, quando la devi pulire questi rulli si muovono pian pianino in maniera che tu li possa pulire. Però l'imprevisto non si può mai prevedere. Il 49enne che risiede a Follina è stato estratto dai colleghi che lo hanno poi consegnato ai sanitari del SUEM 118, intervenuti sul posto con l'ambulanza e l'elisoccorso partito da Treviso. L'elicottero lo ha trasportato d'urgenza a Cafoncello, dove si trova in prognosi riservata. Mi hanno detto che è in condizioni gravi, soprattutto per il fatto che ha perso tanto sangue. I carabinieri di Cison di Valmarino e gli ispettori dello Spisal dovranno ora ricostruire quanto accaduto e le eventuali responsabilità. Nel frattempo tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia dell'operaio. Speriamo che la Madonna di Follina lo protegga e che ritorni alla sua famiglia. Con tutta la probabilità di Marco Dalben, 38 anni di Oderzo, scomparso da casa lo scorso 5 gennaio, il corpo è emerso oggi dal fiume Monticano, corso d'acqua appunto che attraversa la città. A notarlo è stato un cittadino che percorreva l'argine, meta di molti appassionati di jogging. Una volta recuperato dai vigili del fuoco è stata la madre, assistita dai carabinieri, a riconoscere i resti del figlio attraverso le calzature e il giubbino che indossava. Alla base della caduta nel fiume, se si esclude il gesto volontario, potrebbe esserci una perdita di equilibrio collegata all'assunzione eccessiva di bevande alcoliche. Ancora furti in casa, ne abbiamo parlato solo sabato scorso a Cendon di Silea, stavolta a Treviso, ladri rapidissimi, una coppia torna dopo aver preso le pizze, torna a casa, dopo un quarto d'ora trova la casa ribaltata. 15 minuti, siamo stati via veramente 15 minuti, siamo andati da qua fino a Pino, strada ovest, a prenderle, perché erano già ordinate, quindi siamo andati in mano, tornati e... Vanno a prendersi le pizze e al ritorno si trovano i ladri in casa. È successo ieri sera, dopo le 7, ad una giovane coppia che da 5 anni abita in questa villetta appena fuori mura a Treviso. Siamo tra via Piave e via Castello d'Amore, a 2 passi dal comando della Polizia Municipale, e Sandro Mantovani racconta così l'accaduto. Sì, con un arnese ha tirato giù il maniglione della porta blindata e se l'ha aperta. Sono andati diretti sopra in camera matrimoniale, hanno rovistato tutto, tirato giù completamente tutti gli abiti, qualsiasi cosa, tutto sul letto era, e poi probabilmente non hanno fatto in tempo a fare altro perché siamo arrivati noi, perché giù non hanno toccato quasi niente, stava staccando la luce apposta per stare tranquillo al buio, la presa elettrica. Ed è in quel momento che Sandro e la moglie Donatella sono rientrati scorgendo un'ombra da questa finestra. Perché ho visto la sagoma, mi sono parato qua davanti, perché pensavo fossero, ho fatto talmente veloce io, pensavo fossero scappati sopra. Abbiamo chiamato la polizia, che effettivamente sono stati tempestivi, e con loro siamo andati sopra a vedere se erano ancora sopra. Invece si vede che ha fatto un salto qua e è scappato via tempo zero. Perché l'ho visto là, questa era aperta perché sono andati qua.
è volato via. Carnagione bianca, corpo atletico e dall'agilità non comune per uno ma forse due ladri che, nonostante l'allarme lanciato dalla giovane coppia, l'immediata reazione di un vicino di casa e la zona perfettamente illuminata, sono riusciti a dileguarsi in pochi secondi. Oggi c'erano i genitori a portare conforto alla giovane coppia, dando una mano a rimettere a posto le stanze messe a soqquadro e a ripulire dai vetri la veranda per una zona di Treviso che da tempo non veniva visitata dai ladri. Malviventi decisamente non solo spregiudicati vista la zona e l'illuminazione presente, ma sicuramente non nuovi ad azioni del genere, considerando in quanto tempo sono riusciti a scassinare il finestrone con triplo vetro antisfondamento. 3-4 minuti si mettono là e la aprono. Lasciamo la cronaca alla sanità adesso, la facoltà di medicina arriva a Treviso, oggi l'annuncio del governatore Zaia, le aule verranno ospitate nella cittadella della salute nell'ala che avrebbe dovuto accogliere gli ambulatori di Borgo Cavalli, che invece resteranno in centro. Lì verranno realizzate 4 aule da 100 posti e 5 aule da 60. Sentiamo. Puntiamo a portare il corso di medicina e chirurgia a Treviso, il che significa formare i nuovi medici direttamente a Treviso dal primo anno al sesto anno. Arriva a Treviso la facoltà di medicina, un obiettivo a lungo inseguito e che ora diventerà realtà già dal prossimo anno accademico. 50 matricole che in attesa degli spazi nella costruenda cittadella della salute potranno seguire le lezioni al Ca' Foncello e negli spazi messi a disposizione dai medici di famiglia e dalla banca dei tessuti, e già si pensa ad un nuovo campus per accogliere gli studenti. Se riusciamo a chiudere la partita incrocio le dita, significa avere 50 matricole all'anno, sono 6 anni, 6 per 5 30 saranno 300 studenti a regime, e poi ci sarà magari qualcuno fuori corso, altre cose, specializzandi, quindi un campus di almeno 500-600 persone alla fine. La presenza dell'Università a Treviso porterà anche investimenti in nuove tecnologie. Noi abbiamo 3 milioni di euro sicuramente, poi tutto quello che è il contorno, visto e considerato che poi immagino che i ragazzi che studieranno qui avranno necessità magari di attrezzature innovative che ancora nella routine ospedaliera non si utilizzeranno, ma che si dovranno acquistare. La scuola di medicina di Treviso accoglierà l'intero corso di studi dal primo al sesto anno. Si laureeranno come medici chirurghi a Treviso, questa è una cosa straordinaria e eccezionale, mai in passato si sarebbe pensato di portare medicina a Treviso. E intanto a Treviso partirà il 1° febbraio il nuovo servizio di radiologia territoriale. Esami radiologici a domicilio senza la necessità di dover spostare il paziente all'ospedale Ca' Foncello. Dal 1° febbraio partirà a Treviso questo nuovo servizio, primo in Veneto ed anche primo in Italia in una struttura pubblica. Noi lo stiamo facendo come pubblico. Diamo quindi una garanzia alle persone che sono all'interno delle residenze sanitarie assistite, persone fragili, persone con handicap e in futuro, passato questo primo periodo di 6 mesi anche a domicilio, di poter evitare alle persone il trasporto, che è costoso per i familiari, e contemporaneamente di arrivare in un ospedale, in un ambiente affollato, dove il rischio di infezioni ospedaliere esiste, soprattutto per le persone fragili. Il servizio partirà con i pazienti ospiti delle RSA, sono oltre 5.900 nella Marca, poi dopo una sperimentazione di circa 6 mesi verrà esteso anche a domicilio per le persone fragili come anziani o disabili. In questo caso sarà il medico di famiglia, qualora ritenga necessaria la radiografia per accertare determinate patologie e fratture, a richiedere la prestazione. Fa la prescrizione, la manda e noi entro 12 ore usciamo e andiamo a fare il servizio a domicilio, così non spostiamo la persona, il familiare non deve stare a casa per portare appunto il proprio familiare in pronto soccorso, che funziona così, magari aspettare 4, 5, 6 ore, quando invece il servizio viene fatto entro 12 ore. Per l'attuazione del progetto è stato acquistato un apparecchio di ultima generazione con sistema wireless per l'invio delle immagini direttamente alla radiologia di Treviso, dove verranno analizzate dallo specialista radiologo. Entro la giornata sarà disponibile il referto. Ed ora la questione smog, da domani torna il livello verde, ma il problema è tutt'altro che risolto. Si torna all'allerta verde, in realtà le condizioni dell'inquinamento della pianura padana e quindi anche della città di Treviso rimangono sempre critiche. Insomma, continua l'emergenza smog a Treviso.
La pioggia del fine settimana ha abbassato la presenza di polveri sottili nell'aria, destinate comunque a tornare con il bel tempo dei prossimi giorni. Una situazione che secondo il sindaco Mario Conte vede impotenti le civiche amministrazioni. Noi abbiamo le armi spuntate da questo punto di vista, serve cambiare un po' la mentalità, serve che anche il governo si assuma delle responsabilità, non basta chiedere ai cittadini di abbassare il riscaldamento, qui servono investimenti veri, per esempio incrementando le aree boschive, piuttosto che andare incontro alle esigenze dei cittadini per sostituire le caldaie più inquinanti. Interventi strutturali e non di facciata, secondo Conte, che non condivide per nulla la scelta del sindaco di Milano sul fumo delle sigarette anche all'aria aperta. Io eviterei i fanatismi perché non credo che una sigaretta sia il fattore inquinante principale. Solo un esempio di come smog e tutela dell'ambiente siano diventati argomenti sui quali, sottolinea Conte, molti politici fanno demagogia e porta l'esempio del consigliere regionale Andrea Zanoni che ha denunciato per lo smog la regione Veneto alla Commissione europea. Zanoni ovviamente ha la sindrome della campagna elettorale e quindi lui cavalca tutte queste problematiche con questi provvedimenti molto populisti che colgono la parte emotiva dell'elettorato, però di concreto Zanoni proposte non ne fa. Proprio il sindaco di Treviso Mario Conte ha firmato oggi la pergamena con cui il comune conferisce la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre sulla base del pronunciamento del Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 18 dicembre. La pergamena è stata inviata per l'impossibilità di Segre a ritirare personalmente l'attestato. La iscrizione di Segre tra la popolazione di Treviso è stata motivata dall'opera profusa per il mantenimento della memoria della tragedia della Shoah di cui fu vittima e per il suo impegno per i diritti dell'uomo. Un altro riconoscimento certamente molto diverso ma comunque importante è quello al medico eroe che ha salvato nei giorni scorsi, lo ricorderete, quel bimbo che stava scivolando dalla seggiovia. Il nostro vuole essere un piccolo riconoscimento che in realtà non esiste qualcosa per ripagare per il gesto. Però, insomma, una pergamena per il gesto straordinario di un cittadino come noi. Questo insunto la motivazione che ha accompagnato la consegna del riconoscimento a Michele Pagliaro, che il secondo giorno di quest'anno ha salvato la vita a un bambino veronese di 6 anni che stava cadendo da una seggiovia in Alto Adige. Il piccolo era salito con il medico e altre 2 ragazze sull'impianto di Poste San Valentino quando d'un tratto ha iniziato a scivolare sotto la barra salvavita verso il vuoto. A salvarlo le mani del medico che gli hanno afferrato la giacca a vento, trattenendolo da un volo di oltre una ventina di metri. A quel punto ho pensato, il bambino lo devo assolutamente tenere perché se lo lascio le cose possono diventare gravi. Però mentre lo tenevo per il bavero della giacca, il problema è quello che pensavo potesse andare incontro a un'asfissia perché il bambino era quasi pietrificato, non mi rispondeva. Ho pensato, per fortuna, un po' di esperienza, un po' forse anche di fortuna, ho detto l'unica cosa che posso fare è limitare i danni e quindi ho deciso di lasciarlo nel punto dove la seggiovia era più bassa, in modo tale che male che andasse poteva avere una ferita, un trauma, così è stato, ma la vita gli si salvava. E infatti quando sono arrivato all'altezza della baby area, che è la parte più bassa della seggiovia, ho gridato in maniera molto evidente. Per fortuna dei maestri sci mi hanno ascoltato e quindi ho lasciato il bambino cadere sulla schiena dei maestri sci che in qualche modo hanno aiutato questa azione. Una storia a lieto fine con un bambino che a breve tornerà a scuola e il medico che è diventato un vero e proprio esempio per tutti. E perché avete deciso di dare questo riconoscimento? Perché è un esempio per tutta la cittadinanza, un bel esempio, quindi purtroppo siamo invasi da brutte notizie e ogni tanto una bella notizia, e che bella notizia. Un esempio per tutti, in particolare per sua figlia di 5 anni. Perché appunto ha vissuto questa situazione come chiaramente un gesto eroico, fortunato, non so, forse anche un po' per freddezza, però l'ha vissuta in questa maniera e quindi ha detto: papà, voglio fare la poliziotta da grande. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Treviso. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo da Castelfranco, la storia di Antonio Rossel che ai nostri microfoni racconta la sua esperienza, una lunga esperienza di alcolista, e lancia anche un appello ai giovani. Sentite. Io vi auguro di cuore
di non bere, perché il bere porta male, anche perché il bere è peggio della droga. È un appello diretto ai giovani, quello di Antonio Rossel, classe 1941, ex alcolista in trattamento e oggi orgoglioso nonno di 4 nipoti e testimonial nelle scuole del Veneto. Antonio la sua battaglia l'ha vinta e oggi sfoglia i ricordi di una vita, l'infanzia difficile a Loreggia, in un dopoguerra avaro di tutto, la miseria all'orfanotrofio a Castelfranco con Don Ernesto Bordignon. Poi la ricerca di un riscatto in Svizzera, dove conosce ancora giovanissimo la sua Bruna e la sposa. Nascono Sabrina e poi Lara, ma il periodo buio arriva con il rientro in Italia. Antonio non trova lavoro, si sente inadatto e comincia a bere. Bevevo tutte le sere, rientravo tardi, tutti i motivi per uscire per bere erano buoni, telefonavo raccontando bugie alla moglie e rubavo anche soldi di nascosto pur di poter di bere. Il punto di svolta quando Antonio ha una crisi epilettica, troppo alcol e viene portato d'urgenza in ospedale. Il professore mi ha detto: guarda, lei deve smettere altrimenti sarà la sua fine. E là ho detto basta, voglio decidere, non voglio più bere. Quella notte non ho più bevuto, adesso 34 anni che non bevo più, sono molto contento. Antonio entra così nell'associazione degli alcolisti in trattamento del dottor Vladimir Rudolin. La moglie e le figlie lo seguono con assoluta dedizione per anni. La persona che beve deve arrivare a capire da per sé che non può più bere. Una dedizione che arriva a compimento in questi giorni, 56 gli anni di matrimonio, con Antonio che ha ancora qualcosa da dire alla sua Bruna. L'ho fatto molto soffrire, oggi mi chiedo perdono. E siamo arrivati qua, a 56 anni di matrimonio, con tanta fatica, ma siamo qua. Complimenti a Antonio e alla moglie. Adesso invece apriamo la pagina delle notizie del Bellunese. E la apriamo con 2 notizie di cronaca. La prima certamente più grave, una tragedia, perché un 73enne di Limana è morto oggi in seguito al ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando all'interno della sua proprietà. Questa è l'immagine del trattore ribaltato. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio lungo la strada che da Limana sale verso Val Morelli, in località Navasa. Secondo quanto hanno potuto appurare i carabinieri, Gioacchino Mazzorana, questo è il nome della vittima, stava eseguendo lavori di taglio del legname e in quel momento con il suo trattore stava tirando un tronco con l'aiuto di un verricello attaccato al mezzo agricolo. Improvvisamente il fusto si è impigliato facendo leva sul trattore che, capovolgendosi, ha travolto l'anziano. Sul posto sono arrivati subito i sanitari del SUEM con i vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo per il 73enne non c'era nulla da fare. E poi un incendio che fortunatamente è monitorato e pare sotto controllo, che si è sviluppato attorno alle 12:40 di oggi nel bosco sopra la frazione di Potenzoin, comune di Longarone. Per domare le fiamme si è reso necessario l'intervento dell'elicottero della Regione Veneto, che ha effettuato una 50ina di lanci. Nel corso del pomeriggio squadre specializzate si sono recate nelle zone più impervie per verificare la bonifica delle aree non visibili dall'elicottero, così da segnalare l'eventuale necessità di nuovi lanci prima dell'imbrunire. Domani mattina ulteriori squadre riprenderanno i controlli. L'economia adesso in chiave sportiva, in chiave Cortina Milano 2026, Boccia, Abete, Benetton, Malagò, Rossi e Zaia. I big di Confindustria, Sport e Politica Nazionale e Regionale si troveranno a Belluno nei prossimi giorni. Segnate sul calendario la data del prossimo 28 gennaio perché quel giorno Belluno sarà il fulcro di una fra le iniziative legate alle Olimpiadi 2026 e ai grandi eventi con i quali il territorio deve cominciare a prendere confidenza. A portare il gotha dell'imprenditoria, dello sport e della politica nazionale e regionale sarà Confindustria Belluno Dolomiti, che in occasione della sua assemblea generale ha preparato un appuntamento che la presidente Lorraine Berton definisce strategico per programmare il futuro del nostro territorio. Sul palco del Teatro Comunale si confronteranno il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, Luigi Abete, presidente di Luis Business School, Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, Giovanni Malagò, presidente del CONI, Antonio Rossi, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia e il governatore della Regione Veneto Luca Zaia. Il tema è apertissimo e gli industriali bellunesi l'hanno sintetizzato nel titolo Giochi di squadra, imprese, crescita e territorio, perché l'evento, spiega Lorraine Berton, dovrà essere uno strumento utile a programmare il futuro del territorio di ogni singola vallata.
Sul tavolo ci sono le priorità individuate dagli imprenditori che chiederanno impegni precisi alla politica. Sarà un'assemblea concreta con messaggi forti e chiari, perché l'impresa di montagna deve poter vivere e creare benessere, non sopravvivere, dice ancora con fermezza la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che in apertura farà una sintesi del suo bilancio di mandato e del suo primo anno al vertice del tavolo nazionale sport e grandi eventi interno a Confindustria. I lavori inizieranno alle 15 con prologo alle 12:30 a Palazzo Bembo per l'inaugurazione della sede dell'hub di Belluno di Luis Business School, una delle più prestigiose scuole di alta formazione del mondo, che aprirà a Belluno i corsi il prossimo marzo. Sul fronte economia, intanto, a 3 mesi dalla nascita del Politecnico dell'Occhiale parte anche un laboratorio speciale a servizio delle grandi ammiraglie della occhialeria bellunese. Nasce grazie al contributo delle grandi aziende del settore occhialeria di Confartigianato e della Camera di Commercio il laboratorio di prototipazione in Certottica, l'istituto leader mondiale di certificazione del prodotto ottico. Il laboratorio è il giusto coronamento del progetto che 3 mesi fa ha dato la luce a Longarone al Politecnico dell'Occhiale. Non potevamo non implementare le aule di formazione con anche un laboratorio di prototipia voluto dalle imprese, voluto dalle aziende, per continuare a crescere, a sviluppare la capacità del DNA del nostro territorio. In Camera di Commercio la firma dell'accordo che ha reso l'ente partner di Certottica nell'ITS la punta di diamante della formazione post-diploma, unico istituto di formazione nel suo genere per l'occhiale, voluto dal Ministero e sostenuto dalla Regione. È un'eccellenza italiana, è un'eccellenza di questo territorio e la Camera di Commercio, essendo promotrice dell'economia, in un progetto come questo non poteva certamente tirarsi indietro. Il costo del progetto è di 250.000 euro e già a marzo il laboratorio, assieme a quelli di Padova e di Rovigo, sarà messo a disposizione delle più importanti aziende dell'occhialeria grazie al nuovo master di 120 ore realizzato d'intesa con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Padova. Il futuro di Certottica, almeno fino al 2021, sembra solido, così come i suoi bilanci, dopo i timori causati dalla messa in liquidazione della holding che deteneva parte delle quote dell'istituto e che è stata incorporata da Veneto Innovazione. Zaia e Forcolin, assessore al bilancio, hanno dato mandato agli uffici della Regione di fare una delibera la quale dice che fino al 2021 Certottica resta nell'ambito della Regione Veneto. Chiudiamo con la lettera di biasimo del sindaco di Alleghe al presidente della società di hockey su ghiaccio per l'allenamento fuori programma della prima squadra andato in scena ieri mattina sul lago della rinomata località turistica Gordina. È stata un'uscita infelice, una leggerezza che non ha tenuto conto del rischio di emulazione, dice Danilo De Toni, che ha espresso massimo disappunto per l'iniziativa. Ieri mattina, come vedete nell'immagine, le civette, la squadra di hockey su ghiaccio, tra la curiosità di centinaia di spettatori, hanno pensato di utilizzare il lago di Alleghe per prepararsi ai prossimi appuntamenti come si faceva negli anni 60 e 70 quando l'hockey si giocava sul lago. Da tempo però, per motivi di sicurezza, il pattinaggio sul lago è vietato da un'ordinanza comunale. Questa goliardata, ha detto il sindaco, legittima che la superficie ghiacciata è totalmente sicura e incentiva l'afflusso non solo dei locali che conoscono i pericoli del lago, ma anche dei turisti che sono oggettivamente più sprovveduti. Dopo aver inviato la lettera, il sindaco ha anche parlato con i carabinieri e la polizia locale per incentivare i controlli attorno al lago di Alleghe. Siamo davvero in chiusura, fra pochissimo a 20:10 torneremo a Treviso per parlare di sicurezza, ma anche di sicurezza stradale, di multe, di decoro urbano con il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo. E poi alle 21:15, come ogni lunedì, c'è Ring, la politica alle corde, tanti temi sul piatto con Ferdinando Avarino e i suoi ospiti, Giordano Riello, imprenditore, Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, Stefano Fracasso del Partito Democratico e il senatore della Lega Andrea Ostellari. Adesso il meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Bentrovati al meteo. Nonostante la pioggia è ancora allerta rossa per lo smog sul nostro territorio, altre perturbazioni all'orizzonte non ce ne sono e si profilano delle giornate all'insegna dell'alta pressione. Vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto tempo stabile e anche ampiamente soleggiato con cielo del tutto sereno. Non è esclusa tuttavia qualche foschia o locale nebbia in pianura nelle ore più fredde, soprattutto in serata. Temperature stazionarie minime fino a meno 5 gradi, valori massimi tra 4 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra meno 2 e 2 gradi, massime sugli 8-9 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata, vedete, su tutti i settori. Temperature minime ancora sotto zero, massime sui 6 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.